Buonasera da Milano Marittima, buonasera dal salotto al caminetto. Siamo registrati, ma devo dire un grandissimo grazie a questi due dei tre ospiti di stasera perché sono atterrati ieri a Roma, direttamente dalla Corea, e sono questa sera a Milano Marittima per questa trasmissione. Sto parlando della medaglia di bronzo ai mondiali di nuoto, Martina Carraro, il suo campione Fabio Scozzoli e un altro grande campione della risata Andrea Vasumi. Io sono arrivato direttamente da Forlì, il viaggio è quasi uguale perché con tutti i velox che gli hanno messo sulla cervese. Ti ho chiamato come esperto di nuoto, sì, per commentare questi mondiali e questi due atleti. Sono espertissimo, dimmi quello che vuoi, io sono pronto. Perché hai nuotato te da giovane? Sì, infatti il primo monito che do loro è quello, occhio, appena smettete, occhio che vi riducete così, quindi cercate di durare più a lungo possibile. Perché... Martina, un anno straordinario, un bel bronzo. Sì, no, si è concluso diciamo un anno che era già partito per il meglio, dai. E già quest'inverno con la medaglia di bronzo in vasca corta mi si era aperta una strada, insomma, davanti, e quindi no, è andato tutto per il meglio. Ci siamo allenati molto duramente, però ho visto che tutto quello che abbiamo fatto poi è servito per l'obiettivo, ecco. 100 rana, che sì, non l'ho ancora detto, sì, e nei 50 è venuta fuori questa ragazzina. sì, beh dai, meglio così, ma è un bene insomma che escano fuori anche delle nuove giovani, e va bene così insomma. Il tuo obiettivo era questo? Sapevi, pensavi di poter arrivare a questo obiettivo? Allora, io prima di partire mi ero posta come obiettivo sicuramente le due finali, sia nel 50 e nel 100, perché comunque non avevo mai fatto una finale ad un mondiale in vasca lunga, e quindi era già diciamo un obiettivo importante. Poi una volta che si era in finale sapevo che, visti i tempi insomma, che avevamo fatto, che me la potevo giocare con la giapponese, e poi è andato tutto per il meglio, per fortuna, e lei è arrivata quarta, infatti io sono arrivata terza. Andrea Vasumi ha detto che è stato incollato alla televisione. Beh, adesso faccio come la parte racconteresti? seria, cioè la gara soprattutto di Martina della finale dei 100 ai 50 metri era abbastanza indietro, poi ha fatto un recupero, una seconda vasca sulla giapponese soprattutto, che mi viene la pelle d'oca, ma non perché ha fatto una roba straordinaria. Fabio dov'era, Martina? Fabio era in vasca di riscaldamento che mi guardava dal tabellone. Dal tabellone, quindi sì, non l'hai sentito, non l'hai visto, a parte che non si sente. Sì, solo prima della gara l'avevo visto. Cosa ti ha detto? Mi aveva detto di star tranquilla, che intanto era un 100 come un altro. In realtà non è vero, però. Cioè, in realtà sì, è un 100 come un altro. La vasca però, è quella, per quello, la vasca è quella, esatto. I metri sono quelli. No? No, ma ero abbastanza tranquilla, devo dire la verità. Ero un po' più agitata forse per il 50, perché nel 50, essendo una vasca così secca, hai le cose un po' meno sotto controllo, ecco. Come diceva lui, ho fatto un passaggio lento, però era ovviamente pensato, era ragionata questa cosa, e abbiamo scoperto col nostro allenatore, diciamo, una tattica di gara, se si può chiamare così, che mi si addice. Non va bene con tutti, però è andata bene, è andata bene. Poi tra l'altro c'è da dire che aveva fatto il record italiano in batteria o in semifinale. L'altra italiana, l'amica, la Castiglioni, ha dovuto fare lo spareggio. Nello spareggio ha eguagliato il record italiano, vedi come sono preparato, e lei in finale l'ha rifatto il record italiano. Sì, quindi voglio dire, 6 non è solo la medaglia, è che questi ragazzi si migliorano sempre. Dopo Fabio adesso ci arriviamo. Fabio è venuto ma... ospite al salotto anche l'anno scorso, abbiamo parlato del suo lunghissimo curriculum, dei suoi trofei. Quest'anno, poi diamo il microfono anche a lui, durante tutto il viaggio cosa gli hai detto? Questa è la medaglia di bronzo, io ce l'ho, tu no? No. Non c'è nessun tipo di invidia, ci mancherebbe. Vorrei fare io quello che ha fatto lui nella sua vita, no, ci mancherebbe. No, era molto felice. Cioè, devo dire che la rana maschile in questi ultimi anni è arrivata a dei livelli abbastanza impegnativi, però lui comunque, nonostante tutto, ci sta sempre dietro e riesce sempre a stare coi primi, quindi secondo me questo deve essere sottolineato, e comunque lui ne deve far tesoro perché è importante. Cioè, lui andava forte nel 2010 quando con 60 si vincevano le Olimpiadi, e continua a migliorarsi nonostante, insomma,
non sia proprio una giovane leva. Ormai sei ecco. una carampana, no? Diamo il microfono a Fabio, che ha un curriculum bellissimo, straordinario. Adesso scherziamo, ma se non ti avessero squalificato era un quinto posto ai mondiali, e davanti il numero 1 è di un altro pianeta, no? Sì, sì. Allora, come Martina, quest'anno mi ero posto l'obiettivo di centrare le 2 finali ai mondiali, perché ai mondiali di 2 anni fa di Budapest, che furono un po' il mondiale del mio rilancio, tra virgolette. Venivo da anni difficili dopo l'infortunio al ginocchio e riuscii a centrare la finale nei 50 rana e arrivai sesto, ma nei 100 non andai neanche in semifinale, perché chiusi 18esimo nelle batterie del mattino. Quest'anno ho fatto, negli ultimi 2 anni, anche l'anno scorso, ho fatto buoni progressi di nuovo anche sui 100, perché comunque l'obiettivo finale, tra virgolette, è tentare di rifare una finale olimpica il prossimo anno, e alle Olimpiadi 50 non ci sono, quindi ovviamente abbiamo puntato di nuovo sul 100. Sul 100 purtroppo la finale non è arrivata per un solo centesimo, ma in ogni caso questo mi ha dato la conferma che sono lì con i migliori, ero lì a giocarmela, e quindi è stato comunque un buon riscontro, sono stato soddisfatto. È chiaro che la finale sarebbe stato la giusta ricompensa, però comunque sono lì, non ero lontano. Nei 50 la finale è arrivata, e in semifinale ho fatto una gara abbastanza inaspettata, proprio per il fatto che quest'anno abbiamo puntato di più sul 100, e tutto l'anno ho fatto fatica a esprimermi nei 50. E invece sono riuscito a migliorare il mio record italiano, mi sono qualificato per la finale, che era un obiettivo, e in finale, diciamo, purtroppo, ma neanche purtroppo, nel senso è stata colpa mia, sono stato squalificato perché lo starter è stato molto lento, e io non lo so, forse fremevo troppo per la voglia di partire, ho avuto un piccolo movimento sul blocco che non è consentito, e sono stato squalificato. Comunque rimane nella mia testa il quinto posto e la finale conquistata, che era uno degli obiettivi principali. Qui, Andrea, parliamo di campioni straordinari, perché passa in secondo piano che hanno tutti i record italiani. No, il problema non è quello, il problema è che a ogni gara lo fanno, cioè sì. Il problema, il bello, quasi, no, a ogni avvenimento importante, perché adesso non vorrei sbagliare, i campionati italiani ad aprile c'erano stati dei miglioramenti, cioè, all'appuntamento arrivano preparati, poi come diceva Martina, la rana maschile negli ultimi anni, cioè, adesso io nei 50 soprattutto, che è l'ultima gara che ho visto, sti 2 brasiliani sono anche brutti, nel senso sì, sono brutti, fisicamente brutti, una roba, cioè, dici, però vanno, cioè, Piti che è un mostro, cioè, sì, è un gorilla, nel senso buono. Tra l'altro i 2 brasiliani sono anche abbastanza maturi, tra virgolette, adesso non voglio dire vecchi, speriamo perché no, quanti anni hanno? 34 e 35 anni. Sono più vecchi di te. Sono più vecchi di me, però il nuoto sta cambiando, nel senso, se 10 anni fa pensavi a un nuotatore di 31 anni come sto per compiere io, pensavi a un nuotatore già a fine carriera. In realtà nei 50 delfino a questi mondiali ha preso medaglia. Non è d'accordo? Ha preso medaglia Nicolas Santos a 39 anni. Smetterò prima io di nuotare rispetto a lui. Lui non smetterà mai più. Non smetterà mai. No, mai più no. In realtà i limiti sono fisici, sono strutturali, perché anche quest'anno diciamo che a spingere sempre forte le articolazioni, i tendini cominciano un po' a lamentarsi, quindi bisogna sapersi gestire. Il resto sono pronti per lui è pronto per ormai dove va, 31 anni, cioè. No, se gli altri hanno 34-35 no, appunto, ci aspettiamo altre 2 dico, Olimpiadi. Poi, vabbè, cioè, la prossima è sicura? La prossima è quest'altro anno, quindi sicura no, perché non bisogna qualificarsi. Quando vi dovete qualificare? A marzo dell'anno prossimo. Dal 17 marzo ci sono i campionati italiani a Riccione come al solito, e sono le qualificazioni valide per le Olimpiadi. Vabbè, ma chi è che vi può mettere in difficoltà? No, il problema non è quello, è il tempo, comunque ci sono dei tempi limiti. C'è un tempo limite da nuotare, è chiaro che i tempi che abbiamo nuotato adesso sarebbero validi, ovviamente, però bisogna rinuotarli. Martina ha già il tatuaggio.
Sì, io ho già fatto. Ce l'ha anche Fabio, però Fabio è un po' più particolare. Beh, te come fai a saperlo, scusa? No, vabbè, lo seguo, no, non dico l'ho visto nudo, ma quando nuota sul blocco. Poi sono amico da un po' di anni, c'ha il tatuaggio. Ti allenavi insieme? Sì, dopo, come ho detto, io ho preso tavola, l'acqua. sì, ci siamo allenati insieme. Io ho preso umidità, lui ha mantenuto il fisico, io mi sono gonfiato con l'acqua. No, lui ha il tatuaggio, e lo dice sempre, con i 5 cerchi olimpici, col cerchio nero dove c'è l'orario della sua sconfitta, come la chiama lui, alle Olimpiadi di Londra, quindi so per quello. Però su questo ragionamento adesso mi incuriosisce, no? Anche Martina ha detto lui non smetterà mai di nuotare, quindi finché stai bene gli acciacchi tengono, non ti dai un limite 2020 o 2024? È difficile darsi un limite perché io quest'anno ho fatto sia nei 50 che nei 100 run ho notato i miei migliori tempi. Questo vuol dire che il mio corpo rende meglio che mai e di conseguenza io sono ovviamente motivato e la motivazione c'è, la forma fisica anche. Non riesco a darmi un limite temporale. Poi è chiaro che l'età avanza e il tempo passa, quindi non so dirti quando smetterò. Di certo non vorrò trascinarmi tanto a lungo. Io nuoterò finché mi divertirò e finché mi sentirò competitivo, quindi non lo faccio solo per il piacere di farlo, diciamo. Senti, un commento su questi mondiali dal punto di vista italiano: c'è stato un tripudio di festeggiamenti perché veramente tante belle medaglie, la divina Federica, perché la dobbiamo ricordare, lo straordinario modenese Paltrinieri, no? Abbiamo dei grandi Sì, è atleti. stato un mondiale, penso il migliore di sempre, perché ci sono state conferme, come può essere stato un Gabriele Detti nei 400 stile, Simona Quadarella che era molto attesa, Federica che è sempre attesa, però quest'anno veramente ci ha sorpreso, perché sai, una medaglia se l'aspettano sempre tutti, ma che riuscisse di nuovo a vincere non ce l'aspettavamo in tanti, anche perché quest'anno credo se la sia presa anche un po' più con calma, l'ha presa un po' più alla leggera, magari è riuscita ad esprimersi meglio in quel meno che ha fatto, e la qualità si è vista perché ha fatto il suo miglior tempo di sempre senza i costumi gommati, quindi anche lei, che è nata 2 giorni dopo di me, quindi anche lei fa i 31, sta meglio che mai. Quindi viene con voi l'anno prossimo, no? Ah, lei sicuramente, sì, certo. Lei ha dichiarato Ci vai che anche dopo tu, Tokyo Andrea? si ritirerà. Guarda, che non mi piace la cucina giapponese, Sì, farei fatica a stare. per Però quello. se hanno voglia di uno che gli vada una sera a dar fastidio, cioè volentieri, mi piacerebbe andare a fare lo spettacolo a Casa Italia, ma non mi invitano mai, quindi non. Fra l'altro questa terra è piena, adesso voi siete l'apice, però ci sono tanti altri grandi campioni e anche tanti appassionati di nuoto, fra Forlì, Romagna, Imola, Ravenna. ma arrivando anche fino a Rimini Riccione. Riccione, cioè l'Emilia Romagna è sempre stata è sempre stata una grande regione dal punto di vista natatorio, sono nati tanti campioni qui e quindi... Martina che non la pensa così, no? Martina Ligure, la no, pensa di dov'è? Non è così. proprio romagnola. No, io non sono romagnola, però sono sei stata, adottata? sì, sono stata adottata alla grande. No. Sono ormai Ligure sì, sono ligure io, cioè sono nata a Genova, Una città però bellissima. ormai non ho perso anche l'accento, ormai non ho più niente di Genova. Stai bene, Ho solo la famiglia lì e... stai bene qua? Sì. Beh, Sì. la risposta è. Sì, no, io non tornerei mai indietro a Genova, non per sto bene qua in Senti Romagna. Martina, prima hai detto lui non smetterà mai di nuotare. Cosa vuol dire? La mattina quando si sveglia dice andiamo in piscina? Cosa vi sì. dice? La prima cosa che dice al mattino? Perché Vabbè, voi state no. insieme, lo possiamo Certo, dire, non è un sì, segreto. sì. No, diciamo è molto appassionato, però allo stesso tempo è maniacale, cioè non si accontenta mai, è sempre alla ricerca di... Di certo non mi senti dire oggi non ho voglia di andare a allenarmi. Questo penso che forse in un anno, perché ci alleniamo un anno meno 3 settimane,
E in tutto questo tempo forse capiterà una volta che non ho voglia di andare a nuotare. Adesso, a parte questa tappa al caminetto, andate in vacanza qualche giorno o no? Sì, noi ricominciamo a nuotare il 19 agosto e quindi siamo in vacanza da ieri. Neanche 3 settimane, 2 settimane. Sono 3 settimane 3 settimane spaccate, precise. sì. Ha deciso lui. Sì, sai quante litigate si fanno? Perché io magari sono una che tende più a Fabi, riposiamoci, insomma. E lui, no, bisogna allenarsi, bisogna allenarsi. Non c'è tempo da perdere. Quindi dove andate? Al mare? Andiamo al mare, sì. Quindi in si Calabria. nuota tutto il giorno? No, No. per me il mare è bagno asciuga. No, non mi piace nuotare al mare, non... Ma c'è Parte la che- piscina in questo No. posto? Senza chiedervi dove? No. No, Quindi non c'è. proprio No, mare. andiamo a Soverato, stiamo a casa di sua zia, il mare è favoloso, il Sì, mare della infatti. Calabria. Io l'ho scoperto l'anno scorso per la prima È una volta. piscina al mare, diciamo. Esatto, e poi c'è la zia che cucina e quindi è una vacanza all'ingrasso. La zia Sì. che cucina, Andrea. Sì. Te l'immagini lui all'ingrasso, cioè io sono rovinato. Lui, oggi ha postato su Instagram una cosa delle tagliatelle al ragù. Erano poche, Gliel'ho erano anche poche. scritto, ma cos'è? L'assaggio per capire se sono cotte? Cioè, No, però a Imola c'è questo ristorante che è uno dei nostri preferiti, che fa un'ottima tagliatella al ragù. Ammetto che la porzione non era, era degna piccola. di Andrea Vasumi. Per me non era. Però era veramente buona e ci mancavano da troppo tempo. Andrea, cosa scriveresti? Perché allora tu, non abbiamo ancora parlato di te, prima della pubblicità devo dire qualcosa, sennò l'ha messo lì a fare che cosa? No, no? vabbè, disturbare soprattutto. No, allora, ci conosciamo da tanto tempo, tanta televisione, tanto cabaret, tanto spettacolo. Fra l'altro hai condotto da poco il Sarchiapone Sì, a premio Cervia, Walter quindi Chiari. una manifestazione storica dedicata a Walter Chiari. Su di loro, perché scrivi anche naturalmente, scrivi anche queste brevissime sui social, cosa scriveresti? Ma allora, loro, premesso che li seguo tutte e due, vabbè, Fabio ha un pochino più di tempo, di Martina su Instagram, sui social. Loro sono fantastici perché potrebbero essere Vianello e la Mondaini per le cose che fanno in casa. Cioè, ho visto una scena con lei che aveva messo la lavatrice, non ho capito, a una velocità oscena, e spostandosi la lavatrice aveva chiuso la porta del bagno. Lui, che posso dire, per me ha una pazienza infinita, nel senso non lo vedi mai scomporsi. Lei che faceva i video, che si divertiva come una matta. Lui che era là, che si gira. Cioè, vabbè, delle espressioni, sono una sitcom, io gli farei una sitcom. No, dopo ovviamente a telecamera C'era spenta. qualche insulto? Non lo so, quello non li hanno postato. Non si sono sentiti. Poi vabbè, adesso non lo No, vedete Fabio, perché qua no, nascosto. ma perché lui è un tuttofare in casa. Cioè, tu hai un problema, chiama Fabio. Lui sa fare tutto. Quindi Cioè, io cambia le lampadine. Io praticamente ho sbagliato, avevo messo una centrifuga troppo alta, 1400 giri, cioè una roba roba. proprio. Lo E facciamo praticamente tutti. la lavatrice si è spostata, esatto, chiudendo la porta, e porta io del bagno. ero disperata. Però il buon Scozzoli ha risolto tutto. Mi sono sfondato un braccio perché in pratica la situazione era questa: c'era una mano di spazio per aprire la porta e dietro la porta c'era una lavatrice, cioè lavatrice da 13 kg, quindi enorme. Cioè, 13 kg di bucato 13 kg può fare. 13 kg di bucato, quindi una lavatrice gigante. Lavatrice industriale. Quindi mi sono spaccato un braccio per riuscire a spostare la lavatrice quel tanto. E in tutto questo il cane che era lì che girava, saltava, rompeva le scale, ma era una Esatto. cucciolotta, quindi Quindi non c'è bisogno di scrivere niente, sono già loro. No, sono già loro, cioè, io anzi invito a seguirli sui social perché No, ogni lei mi tanto fa, arriva- cioè il fatto è che lei è così, è esuberante, quindi mi fa anche qualche scherzetto in casa, mi fa arrabbiare, me le fa girare un po'. Poi io posso dire che Fabio è stato, a proposito del Cialtro Night che faccio da 8 anni, 9 anni, è stato credo il primo ospite che ho avuto in assoluto Il 9 primo anni anno? fa. Primo ospite. E cosa gli hai chiesto? Di tutto. Cioè, gli ho chiesto tutto e se di è più, vero sì. che i nuotatori giapponesi hanno gli occhialini a mandorla, cioè tutte queste cagate qui. Sì, esatto. Cioè, è vero che quando adesso non so, non mi ricordo se al tempo non fosse fidanzato con gli occhiali, ma è vero che quando la tua ragazza ti chiede di andare a fare una vasca in centro, la mandi a fare in culo, cioè nel senso cose del genere, perché Cose dopo serie. 2 allenamenti al giorno, andiamo a fare una vasca anche in centro. Ma chi è il più paziente di voi due allora, che non ho capito? Io. Lui. Cioè Non ha neanche lei bisogno sbraita di e tu ascolti. No, lei non sbraita, però lei perde le staffe più facilmente. Sì. Poi in realtà non è che ci sono grandi discussioni No. in casa, non siamo di quelli che si tirano i piatti. No, Anche assolutamente. perché io dopo un po' mi spengo, cioè io stacco la spina e quando c'è da litigare dopo litiga da sola. Sì, io ci provo, ma non ci ascolta. riesco quasi mai. E quindi cosa fa? Dice vado in piscina? No, sta Vanno- zitto. Sta zitto. Sì.
che a me manda in bestia al Che è triplo peggio, questa sì. cosa. Le esatto. donne è peggio. Questo Però non risponde più. Vai Non Andrea, risponde dilla più. perché prendi il microfono. Basta farli parlarci, io me li immagino già in casa. Lei... Ci fermiamo per la pubblicità, però torniamo nella sitcom di Martina e Fabio con il guastafeste Andrea Vasumi. Torniamo al Caminetto di Milano Marittima, con grande piacere con noi Martina Carraro, reduce dai mondiali di nuoto con una medaglia di bronzo, il campione, il suo compagno Fabio Scozzoli, e anche un campione della risata Andrea Vasumi, tanto cabaret. Ma Tanto. già beccarti una sera è stato un miracolo, perché in estate hai un calendario che ti avevo già stressato da 2 settimane Sì. fa, ma non sono fuori una serata, mi dispiace. Fortunatamente dai, si lavora, non mi lamento. Canti anche durante il cabaret? Cosa fai? Quando... Ma hai mai sentito cantare? No, però c'è Vasumi stasera. Andiamo a vedere un film al cinema. Di solito la risposta è quella. No, c'è Vasumi, faccio monologhi sul fatto di essere romagnolo, su quelli che sono i miei ricordi, sul il rapporto con le donne, con la famiglia, col fatto ultimamente che appunto essendo nato un bimbo, tutto quello che mi fa passare il mio bimbo e quindi così, dai, niente di troppo politico. Sulle donne prendi spunto anche stasera, quindi ascoltando Martina. Certo. No, tutti abbiamo avuto una Martina, nel senso come... No, non dico che sia una... però io volevo la donna che quando guida è troppo veloce, c'è tutto, maestà, come l'uomo che non parla, io potrei dire di Fabio, tutti siamo Fabio, che ci chiudiamo perché non siamo geneticamente portati a parlare, Per evitare conflitti, la più che litigata, altro. il conflitto. Chi guida a casa? Lui. Guida lui. Sì. Chi è che cucina? Mezzo e mezzo. Mezzo e mezzo. Che poi lui non mangia, ho capito. Mangia ogni tanto. Lui Stasera sono un po' di abbastanza pesce glielo viziata facciamo io. mangiare. No, sì, certo. Sono abbastanza viziata, lui è molto bravo. Le vacanze chi le ha scelte? Insieme. Insieme. Sì, no, devo dire che ci troviamo abbastanza in tutto. Non abbiamo mai grossi conflitti sotto questo punto di vista. E quando li abbiamo, vinco sempre io. E dagli torto, ma non gli puoi dar torto, è inutile. Lui è così. Solo rassegnazione. I conflitti sono sulla musica e... Oh, che bello. Te cosa vorresti ascoltare? Nel senso che lei ascolta solo Ultimo. Chi? Ultimo. Un ottimo cantautore. Non lo conosci? Tutti i suoi CD io. Sì. Tutti i suoi CD sono lo tutti uso come uguali. sottobicchiere, nel senso... No, vabbè, è un grande poeta, questo lo ammetto davvero, però diciamo che non è il tipo di musica che mi fa impazzire. Tu invece cosa ascolti? Per l'ora... No, io non sono un grande, diciamo un grande patito della musica, esatto. Ascolto la musica commerciale, musica dance, roba del genere. Non so, i Queen, perché magari ultimamente, dopo che abbiamo visto il film Bohemian Rhapsody, mi sono tornati un po' in mente, ma mi ricordo che fin da piccolo in casa mia, in casa dei miei genitori, sono stati CD dei Queen. Però lei non sapeva neanche chi erano i Queen, perché... Chi non li conosce sono in tutte le pubblicità al Mulino Bianco le canzoni dei Queen. Però comunque con sto ultimo me le ha stracciate talmente tanto che le ho promesso che quest'altro anno la porto a un concerto. Al concerto? Ogni volta che facevo un concerto, ce lo siamo persi, no? Perché non è in tournée, stadio quest'anno non è in tournée lui. Non è in tour? Sì. Allora, ha finito con lo stadio lo stadio olimpico, 65.000 persone c'erano. Però purtroppo era prima di partire. Lo conosciamo solo io e video. te, perché anche Vasumi mi guarda male. A me piace l'ultimo. Anche a me piace, mi piace ascoltare una canzone, dopo le altre sono tutte uguali. Sono bravo. Parliamo di cinema allora. Al cinema andate a vedere qualcosa? Al cinema ci andiamo poco. Però sì, sai perché? Perché ci piace di più stare a casa nel divano davanti alla TV. E guardiamo non tanto la TV, però dei bei film ce li guardiamo. Piuttosto TV. io aspetto 2 mesi che esce su prima fila, per dirti, e me lo compro e me lo guardo in casa. Però ci sono quei film che devi per forza vedere. Tipo perché anche Vasumi è fatto cinema,
Ah sì, Quanti ne hai fatti di film? Guarda, 2. Uno sicuro, perché l'ho visto anch'io, uno che è stato cortometraggio. No, cortometraggio ha vinto il Gifoni Film Festival, quindi sono molto orgoglioso di questo. Con Ivano Marescotti, tra l'altro. Quindi, il mio ultimo giorno di guerra. Che sono stato a cavallo di un asino 3 giorni. È una roba. Lo invito a riguardare, tra l'altro, un regista di Faenza. Quindi e l'altro film dove c'era sempre Ivano Marescotti tra gli altri si chiamava L'ultima spiaggia, con un cast eccezionale. Dentro c'erano Giacobazzi, Sgrilli, Pablo e Pedro, Giuliani. È stato fuori 3 giorni nelle sale, poi basta. Sono stato così famoso che non mi hanno messo neanche nei titoli. Cioè, l'unico che non compariva nei titoli ero io. Non l'ho visto. Non lo sapevo. No, è carino perché è un film a episodi dove è un talent, diciamo, io faccio il giudice uno dei giudici del talent e vengono i più bei disperati d'Italia a provare di diventare famosi, quindi ci sono gli episodi con loro e inframmezzati dai 3 giudici e io sono uno dei 3 giudici, quindi... Adesso sappiamo che esiste questo film, quindi è la prima all'ultima lo andrò a spiaggia, cercare. Lo andiamo a cercare, Martino, lo guardiamo. A me l'hanno anche regalato come su in DVD. Te Vasumi l'hai mai visto prima di stasera? Non sono mai stata nel suo spettacolo. Ho provato a invitarla insieme a Fabio, ma ovviamente... No, non c'è ancora stata occasione, ma ci Al sarà. Cialtro Night, ci andrai? Sì. Quest'anno lo certo. dico, Fabio lo invito tutti gli anni, è gentilissimo, viene sempre. Gli romperò meno possibile le scatole perché so che negli anni olimpici è sempre più No. fatica no, nel senso perché poi Fabio, come diceva Martina, è veramente maniacale. Fabio all'allenamento, cioè non è che alle 10 va Esatto. cioè, io più alle che 10 altro è quello, più che altro è quello. Il nostro problema l'unico problema è che il Cialtro Night è sempre di giovedì sera e noi il venerdì mattina ci alziamo alle 6:15 per andare all'allenamento. Se no ci andrei anche tutti i giovedì sera. Purtroppo è quello. Cambia data. Vabbè, posso cambiarlo Come mai l'orario, proprio non ho il capito? giovedì? Cioè, Come mai proprio il giovedì? Perché allora, di solito le trasmissioni televisive che registrano le fanno il lunedì e il martedì, quindi comici, se voglio invitare ospiti comici importanti. Mercoledì e martedì c'è la Champion, di solito, quindi meno pubblico. Venerdì, sabato e domenica sono le serate dove in generale i comici lavorano di più. Ho detto, il giovedì, che cosa ci sarà il giovedì? Hai ragione. La data che abbiamo scelto ha portato bene la prima stagione, ho detto mi vedo bene dal cambiarla. Sì, Sta andando benissimo perché è sempre pieno, no? Sì, l'ultima stagione è stata la più, come pubblico, con più ingressi da 8 stagioni, quindi pensa all'ultima data abbiamo lasciato fuori 100 e rotte persone perché il teatro ne contiene solo 300, lo dico in anteprima, prossima stagione finiremo l'ultima data al teatro grosso di Forlì, al Diego Fabbri. Finiremo la data. E io ti ho chiesto perché non canti, perché il comico di solito si evolve e finisce anche nel cantare. Ma perché non vorrei portarvi il lavoro a ultimo, nel senso... No, veramente, io penso, ho provato a cantare una volta sotto la doccia, hanno bussato quelli sotto un condominio a dire oh fa basta. Cosa dice tuo figlio quando gli parli del tuo lavoro? Mio figlio è salito sul palco con me, è salito, dove vai papà? Adesso incomincia, vado a lavorare, vai a fare spettacolo, però incomincia a capire, ovviamente cerco di essere bravo quando c'è un po' lui. Moderato nelle battute. No, ma sì, le Perché ogni battute tanto ti no. scappa qualche frecciatina un po'. Sì, ma fa parte del gioco, credo, cioè è cabaret, cioè ricordiamo sempre che è cabaret, se no farei l'animatore per bimbi. L'obiettivo rimane sempre il politico, la persona in vista nei No, monologhi? cerco di farne il meno possibile, nel senso non l'ho mai fatta, ma soprattutto anche negli ultimi anni, perché anche se fai satira politica, oggi come oggi accontenti il 25%, 30%, visti le percentuali. A me piace far passare un'ora di divertimento, cioè Ma poi satira la fanno tutti. No, non è mi piace di più far passare, cioè ho i miei problemi, già la gente ha tanti problemi, viene a vedere uno spettacolo, perché far ingastrire ancora di più? Vieni, stacchi, ti rilassi, non pensi magari per quell'ora ai tuoi problemi a casa. Martina parlava senza microfono, ho sentito? Dicevi? No, ho detto magari non... Cioè già la politica, insomma, sì. La gente magari ne ha le scatole piene, andare a vedere poi non ci riesce a stare dietro, cioè far satira politica non riesce a stare dietro a tutti, nel senso dicono talmente tante robe che non... Sì. Invece a proposito di televisione, che prima abbiamo accennato, che guardate la televisione, c'è un effetto molto positivo sullo sport, dai mondiali femminili anche a questi mondiali di nuoto seguitissimi, quindi sì. Finalmente c'è un po' più di cultura sportiva negli ultimi anni, o no? Sì, no, devo dire che il mondo del nuoto sta pian pianino migliorando, non so. Sinceramente non mi sono mai interessata ai numeri, ecco. Io ho
Ho notato, siamo atterrati ieri sera e una signora ci ha detto: per fortuna che ci siete voi del nuoto, del calcio ne avevamo le scatole piene. E quindi dai, cioè, sicuramente magari la gente ha piacere anche a vedere altro, poi soprattutto quando le cose vanno bene così credo che sia ancora più bello anche da casa, ecco. No, poi c'è da dire che purtroppo c'è questa mentalità qui, almeno in Italia, uno sport è bello in base agli allori, comunque alle cose che porta. Mi ricordo la pallavolo maschile, prima dell'era Velasco, la guardavi alle 2 di notte perché arrivava 18esima, 19esima, 15esima ai mondiali. Con Velasco c'è stato il boom della pallavolo, con questi ragazzi qua, Fabio, Martina, la Federica Pellegrini, Paltrinieri, adesso la Quadare, cioè comunque è gente che ti avvicina allo sport, vince comunque dei titoli mondiali, quindi hanno la giusta risonanza mediatica. Il 7 bello, il 7 rosa che comunque ha perso un quarto di finale, quindi sono come la scherma, cioè la scherma femminile o maschile che porta sempre, ci ricordiamo solo alle Olimpiadi di questi sport. Però la cosa che a me mi fa imbestialire, ma purtroppo è... Sì, anche perché il nuoto alle Olimpiadi credo sia lo sport più seguito, per dire, quindi... E poi c'è sempre questa cosa, io ho visto la Gazzetta dello Sport il giorno che Federica e Paltrinieri hanno comunque vinto 2 ori, sì, bello Federica, ma poi c'era la maggior parte della pagina dedicata all'amichevole di Cristiano Ronaldo della Juventus, cioè, non è... ma perché? Cioè, è quello che mi fastidia. Io sono un patito naturalmente anch'io di calcio, però lo dico da diversi anni che bisogna dare, cioè, il campionato inizia fra 2 mesi, agli sport che vincono, ma più che altro agli atleti come voi due che fanno, secondo me, senza offendere nessuno, 10 volte la fatica del calciatore. Cioè, io una volta chiesi a Fabio la sua giornata tipo, ma penso sia la giornata tipo di tutti, e poi sono velocisti, nel senso 50-100. Sì. Tu chiedi a un Paltrinieri, a un Detti quanti chilometri, cioè bisogna essere... Cioè, Paltrinieri quest'anno si è cimentato anche nei 10 km in mare aperto, ma io sfiderei qualsiasi persona che è seduta qua a arrivare alla boa rossa, che c'è la prima boa, a parte che ne anneghi la metà, quant'è? 300? 300, se ne annegano la metà, cioè, 10 km in acqua, a me mi viene fastidio. Infatti loro fanno la vita da eremiti proprio, vanno Flagstaff, quelle Flagstaff zone... non c'è niente, cioè, ho provato a guardare, ma Flagstaff in Arizona neanche quelli che ci abitano ci vogliono stare, cioè, con la neve. La cosa più bella di Flagstaff è la strada per venirsi a casa, cioè, la cosa più bella di Flagstaff è che non è molto lontano dal Grand Canyon, ecco, e quindi vanno sempre a fare un giro quando lì. È mezza giornata libera vai a vedere il Grand Canyon. Bello, una volta, una volta. 2 volte, la terza volta numero, cioè, ho visto. Tu hai mai provato, Fabio, a distanze più lunghe, no? Allora, abbiamo fatto, tutti qui in Emilia Romagna hanno fatto almeno una volta nella loro vita il campionato regionale di fondo e di mezzo fondo che si fa al Bagno Balù a Punta Marina e c'è la 2005 e la 5000. Io ovviamente ho fatto la 2,5 km e sono arrivato terzo. Quindi ho preso un bronzo ai campionati regionali di mezzo fondo. Io sono arrivata ultima. Dopo la prima Tu ti sei ritirata? No. Dopo la prima boa ho chiesto se gentilmente mi potevano riportare a riva in barca, ma i signori del soccorso mi hanno spronata a proseguire, nonostante le pulci di mare, il mare alla spalla, non vedi dove disastro. vai, è fastidioso. Cioè, non vedevo la anche fine. Tira fuori la testa così ti viene un male al collo, che è una roba incredibile. Ultima, non mi hanno neanche aspettato per mangiare. Veramente? Disgustoso. Ed era un torneo regionale? Sì. Sì. No, vabbè. Io sono competitivo, quindi alla fine, cioè, mi sono cimentato. È un altro sport, cioè, secondo me non è proprio paragonabile. Cioè, ci sono condizioni totalmente diverse, cioè ti devi sempre alzare a vedere dove sono gli altri, dov'è la boa. E poi, cioè, non è solo all'allenamento e la velocità di nuotata che fa la differenza. Strategie. Perché un Gregorio, magari molti si aspettavano quest'anno che lui riuscisse quantomeno a portare a casa una medaglia, e invece è riuscito ad arrivare sesto, e comunque avendo fatto tutta la gara di testa, perché lui in pratica ha trascinato il gruppo. Lui ha il suo passo, si è messo a martellare sul suo passo, gli sono messi tutti in scia e senza far fatica, e alla fine l'hanno bruciato, e quindi ha peccato un po' di inesperienza. Diciamo che conosco anche Rachele Bruni, la ragazza che ha preso il bronzo nella 10 km,
e il suo allenatore mi dice che ci sono ragazze, un'altra ragazza per esempio Arianna Bridi, sempre molto forte anche lei, che in allenamento le dà delle vasche. Il problema è che poi in gara, nelle gare di fondo, serve anche quella cattiveria, quella astuzia in più che ti fa prendere la scia giusta e ti fa superare nel momento giusto. Anche nei giri di boa perdono anche un sacco di metri. E nelle vostre gare quanta determinazione, quanta anche attenzione e concentrazione serve? Allora, Cioè te prima hai detto la squalifica per quel mezzo passettino che sì, un movimento. Quel movimento. Esatto, in realtà è stato un mondiale un po' particolare sotto questo punto di vista, perché c'è stato sempre uno starter molto lento e quindi non sono stato l'unico, e ci sono stati anche un sacco di al tempo, quindi lo starter dice a posto e poi magari c'è ancora rumore e allora dice al tempo. Infatti Luca Dotto per esempio è caduto in acqua nei 50 stile, diciamo che secondo me era un po' incapace sotto questo punto di vista. Non è per giustificarmi, perché è stata totalmente colpa mia, però secondo me a un mondiale non ci dovrebbero essere questi problemi. Per quanto riguarda le nostre gare, in realtà la maggior parte si fa tutti i giorni, perché la nostra è uno sport di pura prestazione e quindi la prepari tutto l'anno, e quando arrivi lì ci vuole solo la capacità di essere freddi al punto giusto, di riuscire a esprimere tutto quello che hai dentro, tutto quello per cui hai lavorato. Martina, in Corea come si stava? Non l'abbiamo detto ancora. Malissimo. Malissimo. Mangiare male. Corea terribile, Tokyo molto meglio. Corea terribile. Abbiamo fatto un collegiale premondiale a Tokyo, un'altra vita proprio. A parte che ci hanno accolti come gli eroi sulla terra proprio. Sì. No, ma poi hanno la cultura del cibo, sono educati, puliti. In Corea è un disastro. Cioè proprio sembra... Cioè, i giapponesi non si muovono se non hanno... Sembra un pustazzo. Gliel'ho insegnato. Un pustazzo. Quando siamo arrivati mi fa: questo è proprio un pustazzo. Andrea? No, io non sono mai stato, però già a vedere come si pettina anche quello della Corea del Nord, non è che è proprio in bolla là, cioè proprio... Sono tutti messi così, poi questa è la parte messa meglio della Corea. Vi raccontiamo questa. Allora, in pratica siamo venuti a sapere l'ultimo giorno di gare che un ragazzo ungherese, si chiama Tamas Kenderesi, bronzo olimpico nei 200 delfino, è stato arrestato perché ha toccato il sedere a una ragazza in un locale. Allora, prima di partire premetto che ci avevano avvisato del fatto che di non avere contatti fisici con ragazze coreane, perché sono molto sensibili sotto questo punto di vista e non accettano alcun tipo di avance, non so come dire. Gli ungheresi quando bevono sono molto molesti. E questo ragazzo qui aveva finito le gare e probabilmente ha fatto un po' troppo il gomito e ha toccato il sedere a sta ragazza qui, l'ha denunciato e è stato arrestato. E adesso è ancora in Corea. In Corea, cioè, il carcere coreano non è come il carcere coreano non è come quello di Forlì. Fa cagare la Corea, figurati il carcere, cioè come può. Poi altra cosa sconvolgente, giorno della mia finale, dalla mattina alle 7 si sentiva un rumore incredibile di aerei, ma incredibile. Al che io a metà pomeriggio ho detto no, qua c'è qualcosa che non va. Ho scritto su Google caccia Sud Corea, Trump, mi è uscito fuori articolo. Russi, caccia russi sconfinano il... Ho detto, santo ci siamo, Cioè praticamente i sudcoreani avevano mandato dei caccia, avevano lanciato dei razzi di avvertimento ed era tutto il pomeriggio che giravano per cacciare. Che meraviglia, ma meglio di loro che si divertono, hanno delle avventure. Allora una mia amica quando ha visto questa mia storia su Instagram mi ha detto e te pareva che non scoppiasse la terza guerra mondiale il giorno della tua finale? La tua finale come minimo. Adesso, Martina, però giusto per chiarire, non lo giustifichiamo l'ungherese che ha toccato il sedere. No, assolutamente. Che non venga fuori ubriaco come un cane, ha fatto, penso sposato con un figlio.
pensi al suo figlio Lui come rimane- sarà orgoglioso del babbo. lui rimane in Vabbè, Corea. ma sarà, Ma cioè, sì, sarà ma una magari l'ha sciocchezza, sfiorata. ma infatti, no. Ho detto, qua in Ma Romagna. quanto no, tempo cioè, avete in un mondiale per dedicarvi a quello che succede Zero. fuori? Zero. Vivete tra Zero. la piscina e l'albergo, immagino. Sì, no. Poi a questo mondiale qua c'erano degli orari improponibili, perché le gare iniziavano alle 10 di mattina e la sera alle 8. E io per dire il Centorana ce l'avevo alle 21:57, quindi gareggi alle 10. vedete. Ho cenato a mezzanotte e vai a letto all'1, solo che comunque la mattina ti devi L'adrenalina, risvegliare, cioè sono dei ritmi un po' così, però ci va peggio il prossimo anno, perché il prossimo anno ci abbiamo le finali la mattina alle Olimpiadi di Tokyo. Ah, Cioè, ci sei già quindi- informata? No, si sapeva già da tempo, perché le televisioni americane comprano i diritti anni prima e loro per averlo in diretta la sera a Tokyo devono Cioè, quindi gareggiare la faranno le mattina. batterie al pomeriggio, sera, Esattamente. le finali la mattina. Era stato così anche Pechino 2008. La Non me lo mattina per ricordavo. noi cosa corrisponde? Mattina presto o mattina normale? In Quindi Italia? serale. In Italia? Come No. è stato quest'anno? No. Le finali sono la mattina. Quindi ci sono la mattina. Diamo il microfono a Fabio, se no no. Quindi se là sono la mattina, Se sono 10 di mattina, sono le 3 di lì notte. sono le 3 di notte, come è qua. stato per queste Quindi batterie. noi alle Toccherà 3 di farmi le notte vatacce per vederli. Cioè, ci sarà Vasumi che torna dallo spettacolo sì, e poi io me lo sicuro, racconta. io sicuro. La mattina. No, ma anche quest'anno cioè, col telefonino, il bimbo dormiva, mi svegliavo per vedere batterie. No, mi piace seguirlo. La mia compagna scossa la testa, ma a me piace. Cioè, Ma no. segui E solo poi il quest'anno nuoto? erano batterie. quindi, Nuoto, dai. sì. Cioè, nel senso, non è che mi sveglio per vedere la No, è che io Formula in generale, 1. no, cioè, non- io in generale alle Olimpiadi non so perché guardo tutto. No, le Olimpiadi sì. Io anch'io guardo alle dal Olimpiadi- canottaggio allo schermo, al nuoto e anche gli sport più impossibili. Sì. Poi da Faentino naturalmente l'anno scorso c'era anche la lotta che vince chiaro. molto, no? Io alle Olimpiadi invernali guardo anche il curling, per dire che è una più curling bella è bello, più bocce bella sul cagata. ghiaccio. No, è bella, cioè, una cagata, cioè, gente che scopetta, cioè, non... però stiamo andati bene anche lì quest'anno. Sì, no, quelli che sparano di solito vanno bene alle Olimpiadi, gli italiani che sparano, Sì, però però io non ho mai quello- capito cosa prendono. Un po' più noioso forse come sport. Ai villaggi olimpici vi incontrate ogni tanto con gli altri? Sì, sì, ai Villaggi Olimpici siamo tutti insieme, quindi vedi, non so, a me è capitato, vedi Bolt, vedi chiunque. Io ho sempre idea che i nuotatori sono quelli che fanno più fatica di tutti, non so perché. No, c'è anche chi fa più fatica, quelli che fanno triathlon. Ah, Sì. Anche le sincronet stanno le microfono? Anche le sincronet, le ragazze del sincro. Più che altro loro non è tanto la fatica ma l'impegno, perché loro stanno dalla mattina alla sera in piscina, perché hanno la parte a secco, poi hanno la parte in acqua, poi hanno la parte dove devono memorizzare il balletto, poi lo devono... Io guarda, le ammiro perché anche loro sono Fabio, sempre triathlon non ti impegnati. sei mai... Io sono troppo sprinter per fare triathlon. A correre faccio ridere. Dopo 100 metri la mia autonomia è finita, quindi il problema è quello. Il problema è la corsa. È Mi si troppo bloccano pesante. le gambe. È troppo pesante. Cosa vorresti dire? Cioè, se è pesante lui, io sono ah, merda. No. No, Io perché è alto, lui è alto. Ah, è io alto, sono- lui è alto. Io faccio il tris dopo, se andiamo cappelletti, tagliatelle e È il tuo strozzapretti. triathlon? Io devo... No, ci fermiamo qui perché penso che io non ho mai l'orologio per controllare il tempo, però... Io posso chiedergli sì. una cosa, cioè, ma non è tecnica, ma mi interessa a me soprattutto, sia nella sua gara... È una domanda seria qui. Sì, sì, cioè, abbastanza seria, nei 50 soprattutto. È arrivata terza una... no, non l'italiana, quella che è l'Efimova, che comunque ha avuto problemi di doping, era stata squalificata, poi reintegrata. E invece il cinese, che io chiamo allegramente il cinese merdo, perché è antipatico come... cioè, chiedo scusa, è una roba... che quest'anno sì, sul sì. podio è stato comunque, vabbè, la protesta di qualche atleta che non è salito sul podio con lui perché è comunque squalificato per doping, è sotto indagine per doping, però lo fanno gareggiare. Volevo chiedere a loro da che parte si mettono, cioè dalla parte dell'australiano, cioè non gliene frega niente, o secondo loro non doveva neanche partecipare questa gente, questi atleti. Ma secondo me, allora io per come sono fatta io sul podio ci sarei salita, ma non tanto per diciamo non protestare, però per rispetto per me, nel senso che me lo son sudato,
me lo sono guadagnato e Me lo io voglio sul godere. podio ci vado. Non gli do questa soddisfazione, però allo stesso tempo è stato molto forte, era la prima volta che succedeva, credo, ci abbiamo pensato con i ragazzi, forse ancora da quando alle Olimpiadi si alzava il pugno i neri contro i bianchi, Infatti, insomma. infatti il fatto di non salire, addirittura cioè, ha preso la medaglia d'argento ma non ha voluto la mascotte, non ho capito cosa sia successo. Allora, ci sono stati due ragazzi, sì. un australiano, Orton, con Gabriele Detti, Sì. e lui non è proprio salito sul podio. Mentre invece c'è stato Duncan Scott, un inglese, che lui mi sembra fosse salito sul podio, però non gli ha dato la mano, cioè quello secondo me è giusto, cioè nel senso, se io devo congratularmi con un mio avversario, no, non ci vado, sono a E posto così. la cosa che non mi è piaciuta è stato l'atteggiamento di quello che comunque è ancora Sì. sotto indagine, quindi non è che è pulito, cioè, si scopre che a settembre lo squalificano, le sue belle medaglie le dai via e le dai a qualcun altro. Sì, sì, sì. È No, stato lui- l'atteggiamento che ha avuto, cioè piuttosto fai finta di niente, abbozza, invece gli ha urlato in faccia: io ho vinto, tu hai perso, sì. gli urlava in faccia. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa su questa storia? No, io sono d'accordo con Martina che io sul podio ci sarei salito, perché so tutto quello che c'è dietro, però neanche io gli avrei stretto la mano sinceramente. Il problema non siamo noi, ma il problema è chi l'ha fatto gareggiare, perché questo qui sì, non è stato trovato positivo adesso, però ha rotto le provette e quindi non hanno potuto fare i test, cioè per forza. Cioè, è pesante. Come fai? Ti vengono a fare il test, tu spacchi le provette e quindi non può essere C'è trovato qualcosa positivo. che puzza, nel senso, Ah, sicuramente però la colpa è della FINA, che è la della Federazione Internazionale, che la fa che come gareggiare. non ti trovo, sì, che bello, dai, adesso gareggia, Sì. poi vediamo. Per quanto riguarda, cioè, ce ne sono di atleti dopati, perché anche quello che è arrivato terzo nei 50 rana brasiliano, anche lui nel 2014 fu trovato positivo. Però secondo me, esatto, non bisogna pensare a questi episodi, noi facciamo il nostro e il resto verrà da sé. Sono molto allineati e dicono che litigano, ma sono sempre in questa trasmissione sono sempre stati d'accordo, a parte su Ultimo. Non so perché, ma secondo me lui dopo, quando torna a casa, canta Ultimo. Spero di no per lui, nel senso magari. Dopo in macchina a tutto volume? Tutto volume. Quale canzone mettiamo? L'ultima di Ultimo. No, i tuoi particolari. I tuoi non è tipo particolari. qual è la tua No. preferita? Quella. I tuoi particolari. Pensavo fosse la Non stella. sai neanche la sua canzone preferita. No, renditi l'ultima conto. stella nell'universo. Ah, Roba del vedi, genere. ha fatto complimenti. Posso adesso Lo so, siamo lo alla so. fine. Siamo alla l'ultima fine. cosa, vorrei far vedere però Il tatuaggio no, delle la più Olimpiadi. bella, il componente più bello della famiglia, che lo stanno tenendo nascosto. È nascosto. Io lo vorrei far vedere. Vorrei farlo vedere. Se perché possiamo loro inquadrarlo, sono bellissimi, se sono viene eccezionali. fuori. Ma Lara, eccola qua. ecco, questa è la vera star della famiglia. Bellissimo. Io avevo un'amorosa così, ma aveva il pelo più corto. Grazie tantissimo ad Andrea Vasumi, a Fabio Scozzoli e alla straordinaria Martina Carraro con la sua medaglia di bronzo. Un grazie veramente particolare, perché noi siamo registrati di martedì sera, sono atterrati lunedì sera a Roma e Fabio mi ha risposto al messaggino: ok, veniamo. È stata una cosa che mi ha fatto veramente piacere e vi aspetto. E l'anno prossimo faremo un po' fatica, dobbiamo azzeccare la data di ritorno. Bisogna posticipare di una settimana. Proviamo, ci proviamo. Voi state là più possibile. E Andrea viene, Andrea fa Io saltare guarda, se tutta la finché ci sono loro vengo, faccio più fatica con i politici. No, proprio non mi trattengo, con loro solo. Buona serata a tutti, a presto dal caminetto.